Via libera al piano di risanamento del Consorzio Venezia Nuova, alla tutela delle aziende creditrici e alla ripresa dei lavori di completamento del Mose. Il Tribunale fallimentare di Venezia ha approvato il piano reso possibile dall'accordo del 1° febbraio tra il Provveditorato alle opere pubbliche del Triveneto, organo del Ministero delle Infrastrutture, e il Consorzio, dopo il placet arrivato dalla Corte dei Conti il 21 febbraio. Tra il 2020 e il 2021 il Mose era già entrato in funzione decine di volte, ma sempre in modalità sperimentale e di emergenza. Dei test che, come ha ricordato il commissario straordinario Elisabetta Spitz, hanno comunque consentito di migliorare costantemente le sue performance, garantendo il sollevamento delle paratoie in soli 30 minuti. Ora, ha concluso Spitz, ha inizio una nuova fase per la storia del Mose e per la laguna di Venezia. Soddisfatto anche il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Enrico Giovannini, che ha definito il Mose un esempio di eccellenza non solo per Venezia ma per l'intero sistema paese. Il 22 gennaio scorso proprio il MIMS aveva confermato il cronoprogramma di completamento dell'opera in 18 mesi dal marzo 2022.